Sesto giorno. Essere figli, sofferenza e guarigione. I figli si fidano, i figli si affidano, e una madre è vicina, sempre. La vedi anche se non c'è. E noi siamo capaci di vederla? Beato è chi vede con il cuore. Nostra Signora dei Dolori di Chibeo, la piccola Alfonsine Mumureche e i suoi compagni. La storia cominciò alle 12:35 di un sabato, il 28 novembre 1981, in un collegio gestito da suore locali, frequentato da poco più di un centinaio di ragazze della zona. Un collegio rurale, povero, dove si imparava a diventare maestre oppure segretarie. Il complesso non era dotato di cappella e quindi non vi era un clima religioso particolarmente sentito. Quel giorno tutte le ragazze del collegio erano nel refettorio. La prima del gruppo a vedere fu Alfonsine, di 16 anni. Secondo quanto lei stessa scrive nel suo diario, stava servendo a tavola le sue compagne quando udì una voce femminile che la chiamava: «Figlia mia, vieni qui». Si diresse verso il corridoio accanto al refettorio e lì le apparve una donna di incomparabile bellezza. Era vestita di bianco, con un velo bianco sulla testa che nascondeva i capelli e che sembrava unito al resto del vestito, che non aveva cuciture. Era scalza e le sue mani erano giunte sul petto, con le dita rivolte al cielo. Successivamente la Madonna apparve ad altri compagni di Alfonsine, che all'inizio erano scettici, ma poi, di fronte all'apparizione di Maria, dovettero ricredersi. Maria, parlando con Alfonsine, si definisce la Signora dei Dolori di Chibeo e racconta ai ragazzi tutti gli spietati e sanguinosi avvenimenti che sarebbero avvenuti da lì a poco con lo scoppio della guerra in Ruanda. Il dolore sarà grande, ma anche la consolazione e la guarigione da quel dolore, perché lei, la Signora dei Dolori, non avrebbe mai lasciato soli i suoi figli dell'Africa. I ragazzi restano lì, attoniti di fronte alle visioni, ma credono in questa mamma che tende loro le braccia, chiamandoli figli miei. Sanno che solo in lei ci sarà consolazione. E per poter pregare affinché la madre che consola avesse alleviato le sofferenze dei suoi figli, viene eretto il santuario dedicato a Nostra Signora dei Dolori di Chibeo, oggi luogo segnato da stermini e genocidi, e la Madonna continua a essere lì e abbracciare tutti i suoi figli. Maria, Madre che consola. Tu, che hai consolato i tuoi figli come Giovanni sotto la croce, hai guardato a chi vive nella sofferenza. A loro ti sei avvicinata, a loro ti sei manifestata. Non aver paura di attraversare la sofferenza. La Madre che consola asciugherà le tue lacrime. Figura emblematica di sofferenza trasfigurata e potente invito alla conversione è Maria. Quando contempliamo il suo cammino doloroso, è monito silenzioso eppure eloquente, una chiamata profonda a rivedere un po' le nostre vite, le nostre scelte, e la chiamata a ritornare al cuore del Vangelo. La sofferenza che attraversa la vita di Maria, come una spada affilata, profetizzata dal vecchio Simeone, segnata dalla scomparsa di Gesù fanciullo, al dolore indicibile ai piedi della croce. Ecco, Maria vive tutto questo, il peso della fragilità umana e il mistero del dolore innocente in una maniera unica. La sofferenza di Maria non è stata una sofferenza sterile, una rassegnazione passiva, ma in qualche modo notiamo che c'è una attività, un'offerta silenziosa e coraggiosa, unita al sacrificio redentivo del suo figlio Gesù. Ecco, quando noi guardiamo a Maria, la donna che soffre con gli occhi da parte nostra della fede,
Quella sofferenza, piuttosto che deprimerci, ci rivela la profondità dell'amore di Dio per noi, che è visibile nella vita di Maria. Maria in qualche modo ci insegna che anche nel dolore più acuto possiamo trovare senso, una possibilità di crescita spirituale che viene frutto dell'unione con il mistero pasquale. Ecco allora, dall'esperienza del dolore trasfigurato scaturisce, emerge un potente invito alla conversione. Guardando, contemplando Maria come ha sopportato tanto per amore nostro, per la nostra salvezza, anche noi siamo interpellati a non rimanere indifferenti di fronte al mistero della redenzione. Maria, la donna dolce e materna, ci esorta a abbandonare le vie del male per abbracciare il cammino della fede. La famosa frase di Maria alle nozze di Cana, fate tutto quello che vi dirà, risuona ancora per noi oggi come un pressante invito ad ascoltare la voce di Gesù nei momenti della difficoltà, nei momenti della prova, nei momenti delle situazioni inaspettate e incognite. La sofferenza di Maria, notiamo subito che non è fine a se stessa, ma è intimamente legata alla redenzione operata da Cristo. Ecco, il suo esempio di fede è incrollabile nel dolore, sia per noi luce e guida per trasformare le nostre sofferenze in opportunità di crescita spirituale, per rispondere con generosità all'appello pressante alla conversione, affinché la profondità che ancora risuona nel cuore di ogni uomo, l'invito di Dio, di un Dio che ci ama, possa attraverso l'intercessione di Maria trovare senso, sbocco, crescita anche nei momenti più difficili, nei momenti più sofferenti. E noi ci lasciamo consolare come i bambini? Come ti chiami? Samuele, Quanti anni hai? 13. Io mi chiamo Tommaso, ho 11 anni, faccio prima media. Mi chiamo Sofia e ho 13 anni. E se ti dico che la Madonna è una madre che abbraccia, tu sei d'accordo? Sì, Ti sei sentito mai abbracciato dalla Madonna? sì, a volte quando tipo a scuola ero triste lei mi ha aiutato. E la tua mamma ti abbraccia? Sì, sì, Ti piace quando ti abbraccia la tua mamma? morbida. Magari se penso alla Madonna so che c'è, però non riesco a percepire subito i segnali che mi dà, ecco. Però poi ogni tanto li percepisci? Hai detto non riesco a percepirli subito. A volte sì. Quando è che li hai percepiti una volta questi segnali? Una volta sono stata male, ho sofferto di Kawasaki, che è una malattia che colpisce il cuore, e oltre a vedere mamma, perché la vedevo poco, siccome i medici non potevano farmela vedere, ogni volta la sera prima di andare a dormire chiedevo a lei se ero in grado di farcela, se riuscivo a superarla, siccome era una malattia tanto rara quando l'ho avuta io. E lì cosa ti ha detto la Madonna? Mi ha aiutata a superarla perché se io non resistevo tanto, siccome tanti anni fa non era ancora, cioè non c'era proprio una cura vera e propria, mi ha aiutata dicendomi che se io ce la mettevo tutta potevo farcela. E secondo te perché a te ti è venuto in mente di chiedere proprio a lei? Perché non avendo nessuno al mio fianco sapevo che magari qualcuno dall'altra parte ci potesse essere. E secondo te la mamma si accorge sempre di come stai, di quando stai bene, di quando stai male, di quando sei arrabbiato, di quando sei felice? No, sempre, perché molte volte arrivo a casa un po' col broncio, diciamo, perché non lo so, magari ho fatto una brutta interrogazione, ho fatto una brutta verifica, qualcosa è successo a scuola comunque con i miei amici e quindi mi chiede sempre cosa è successo perché mi vede che non sono uguale a quando sono felice, sto bene con lei. La Madonna, secondo me, è come se fosse la mamma di tutti gli esseri viventi sulla terra. E quando, non lo so, succede qualcosa, magari lei con il suo potere ti aiuta, però non te lo fa capire, però ti aiuta e questo.
E tu la senti questa vicinanza? Sì, alcune volte la sento perché, come ho già detto prima, da un po' è mancata mia nonna e mi ha aiutato molto a oltrepassare questo malessere. E chiedi qualche cosa alla Madonna ogni tanto? Sì, perché prego molto, vado a messa ogni sabato e adesso non molto a messa perché praticamente con gli allenamenti, con tutto, non riesco molto a organizzare, però anche qua a scuola al mattino faccio le preghiere, magari io non lo dico ma lo penso e lei secondo me lo capisce. Come la mamma? Sì, Che però- vede tutto. Sì, Non lo dici, ma secondo te lei lo capisce. sì. E secondo te qual è la cosa più bella che ha fatto succedere la Madonna nella tua vita? Se c'è qualcosa. Mi ha fatto, quando sono nato mi ha fatto trovare una famiglia che mi vuole bene, che mi aiuta. Secondo me è questo. La preghiera di un figlio che soffre. Maria, tu che ti mostri a chi sa vedere, rendi il mio cuore capace di guarire. Quando sono a terra, tendimi la mano, madre. Quando mi sento distrutto, rimetti insieme i pezzi, madre. Quando la sofferenza prende il sopravvento, aprimi alla speranza, madre. Perché io non cerchi solo la guarigione del corpo, ma mi renda conto di quanto il mio cuore ha bisogno di pace. Dalla polvere alzami, madre. Alza me e tutti i tuoi figli che sono nella prova. Quelli sotto le bombe, quelli perseguitati, quelli ingiustamente incarcerati, quelli lesi nei diritti e nella dignità, quelli ai quali viene stroncata la vita troppo presto. Alzali e consolali, perché sono tuoi figli, perché siamo tuoi figli. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Beato è chi vede con il cuore.